Transenne di qua, transenne di là. Non è il ritornello di una canzone appena uscita da Sanremo, ma il triste scenario che domina il centro storico di Agrigento ferito, che cade a pezzi. I soldi sono in arrivo, stanno arrivando, di fatto però di concreto non c'è ancora nulla e così inesorabilmente la zona più antica della città assieme alla cattedrale continua ad essere simbolo di degrado e di abbandono, quasi quasi senza destare più clamori. A non rassegnarsi è Don Giuseppe Pontillo, responsabile dei beni culturali dell'Arcidiocesi di Agrigento, nonché parroco del Duomo definito dal cardinale Montenegro la mamma malata. Don Pontillo, alla vigilia delle celebrazioni per la festa del patrono della città, affida il cuore vecchio di Agrigento a San Gerlando. Girgenti, ha detto Don Giuseppe Pontillo, è piagata, ferita dall'incuria di quanti posseggono immobili nel centro storico, non vi risiedono e dunque non hanno attenzione a custodire e valorizzare, ma anche da parte di chi deve dare risposte ai cittadini, sia per la messa in sicurezza che per la valorizzazione concreta della città stessa. Non può essere una motivazione quella che mancano i soldi per mettere in sicurezza, sostituendosi ai privati. La pubblica e privata incolumità è fondamentale. Padre Pontillo invoca San Gerlando. Pregheremo lui affinché illumini amministratori e tecnici, affinché facciano scelte costruttive per la città e per il centro storico in particolare. Ma invito anche la comunità a risvegliarsi, ad innamorarsi del centro storico. E intanto quest'anno sono itineranti i festeggiamenti in onore di San Gerlando. Ieri è stata la comunità ecclesiale di Cianciano ad accogliere le reliquie, oggi tocca alla parrocchia agrigentina di San Gregorio, domani le reliquie del santo arriveranno a Villaseta per poi spostarsi il giorno dopo al quadrivio Spinasanta. Poi il 25 febbraio il pontificale nella concattedrale di San Domenico.